Buonasera a tutti, benvenuti al talk show di TVA Target che anche questa settimana vi proporrà nuovi ospiti con tematiche nuove, interessanti, alcune anche scottanti e sarà una finestra aperta sulla nostra realtà con un momento di riflessione proprio che serva a focalizzare una serie di problematiche e tutto questo lo faremo con illustri ospiti che io ringrazio di essere qui con noi sono il professore Francesco Pira, sociologo e docente universitario, Gabriella Battaglia, assessore comunale alla Polizia Urbana, Viabilità, Manutenzione Stradale, Mobilità Sostenibile. Angelo Collura, vice governatore distrettuale dell'Lions. Ilenia Capodici, presidente provinciale di Federconsumatori. Giuseppe Di Rosa, dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia e ispettore nazionale dell'ente di assistenza per il personale. Ancora avremo l'arte, sempre la musica, che verrà rappresentata da Chiara Rizzo dall'Accademia Palladium di Favara. Iniziamo subito e lo facciamo parlando con il professore Francesco Pira, sociologo che è stato molto attento nel suo studio continuo di docente universitario di ricerca sul territorio e sugli assetti e nuovi modi in cui si rapporta la società odierna. Lui ha in particolare attenzionato le problematiche derivanti dall'utilizzo della rete e lo ha fatto con tantissimi libri, tantissimi studi, tantissime ricerche che hanno anche in parte molto spesso anticipato dei fenomeni che adesso noi vediamo, tocchiamo con mano e sembrerebbero quasi ingovernabili. Francesco Pira, l'ultimo libro parla di fake news, giornalismi e contiene tutta una serie di riflessioni su come le notizie false possano comunque destabilizzare anche un equilibrio sociale. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Tendenzialmente credo che le fake news sono sempre esistite. Noi nel libro abbiamo indicato la prima fake news nel cavallo di Troia, che è stata una delle più grandi fake news nella storia dell'umanità. Ma in realtà qualche cattolico mi ha fatto anche riflettere che forse anche il serpente da Medea poteva essere una storia piena di fake news. Le fake news oggi sono diventate sono diventato un fenomeno veramente allarmante, lo viviamo quotidianamente su grandi temi, dalle vaccinazioni alla medicina, alla politica, alla finanza, al mondo dello spettacolo. Tutto è travolto da questa ondata di fake news che in qualche modo non creano soltanto disinformazione, ma puntano a formare delle cascate informative dove poi le persone aderiscono e quindi attraverso questo effetto che tecnicamente si chiama echo chamber poi credono una verità alternativa. E questo naturalmente può fare comodo non soltanto al mondo della politica, ma sta mettendo a seria prova il mondo dell'informazione. Il mondo dell'informazione deve interrogarsi su come fronteggiare questo fenomeno. E non sappiamo se il mondo dell'informazione è realmente pronto, perché poi gli studi ci dicono per esempio che tutta l'attività di debunking, cioè la possibilità di smontare le fake news, molto spesso è inutile, perché quando noi condividiamo una fake news tendenzialmente crediamo a quella fake news e anche di fronte a dimostrazioni opposte noi continuiamo a credere che quella notizia è vera. Quindi credo che questo sia... Anche perché credo ci sia un problema legato alla impossibilità dell'oblio, no? Con le notizie in rete. Ma io credo che oggi quello che noi nel nostro studio abbiamo provato a mettere insieme è un percorso che ci fa comprendere che la velocità, la viralità e anche l'appeal delle fake news è difficile da combattere, quindi
questa velocità è talmente forte che è impossibile arginare le fake news. Pensiamo per esempio a un grande Stato come l'America, gli Stati Uniti, dove l'elezione del Presidente degli Stati Uniti viene messo in discussione con l'ipotesi di fake news che sono state costruite con una macchina ben attiva che parte dalla Russia o che parte dalla Cina. Tutto questo mette in discussione anche uno Stato democratico che ha fatto scuola appunto anche per democrazia. Quindi crediamo che questo allarme sociale in qualche modo deve essere disinnescato e probabilmente l'unica strada è quella di un cambiamento culturale. Il cambiamento culturale nasce anche dal fatto che i nostri giovani oggi non sono più bravi di noi adulti nel distinguere le fake news, quindi le notizie false dalle notizie vere. C'è un dato allarmante di una recente ricerca: l'82% degli italiani non riescono a distinguere una notizia vera da una notizia falsa. L'87% degli italiani sono sui social ma non si fidano dei social. Quindi questi dati ci fanno capire che bisogna partire da un uso consapevole delle tecnologie e quindi da un nuovo modo di concepire anche il nostro rapporto con le nuove tecnologie. Gabriele Battaglia, parliamo di un tema che è quello del maltempo che ha investito la nostra Sicilia, che ha flagellato la nostra città, creando danni imprevisti e situazioni per le quali comunque non solamente noi, ma diciamo che globalmente non siamo pronti ad avere strumenti per fronteggiare. Quindi di fatto i cambiamenti climatici hanno imposto una necessità di approntare al momento delle soluzioni per le quali non siamo preparati. Come avete vissuto questo difficile momento di necessità di assistere la popolazione, di allertarla e comunque di tenere sotto controllo un momento che certamente del quale non si sapeva la esatta evoluzione? Allora, intanto volevo specificare solo giusto che non sono assessore alla Polizia Municipale, ma nel mio cambio di delega ora sono assessore ai lavori pubblici, quindi la delega all'assessorato alla Polizia Municipale ce l'ha il professore Muglia, giusto per specificare. Allora, intanto volevo dire che Facciamo no, era giusto specificare, visto che era stata presentata così. Poi voglio dire, allora, come abbiamo affrontato? Allora, sono stati 4 giorni veramente difficili, perché abbiamo avuto per 4 giorni di seguito dei bollettini da parte della Protezione Civile regionale di allerta meteo arancione, che poi è evoluto in allerta meteo rosso per la giornata del sabato, per poi ritornare in arancione per la giornata della domenica. Per esempio attualmente abbiamo un rischio leggero con allerta meteo per esempio a giallo. Quindi come si fronteggia? Ci sono tutta una serie di procedure che bisogna attivare in caso di allerta meteo, tra cui avvisare la popolazione con anche ordinanze, diffondere il più possibile che nelle 24 ore successive si potranno verificare degli eventi calamitosi, perché le previsioni meteo appunto sono delle previsioni, non è una certezza, però se il Dipartimento della Protezione Civile ci dice che c'è un'allerta meteo arancione, è logico che dobbiamo attivare tutte quelle procedure necessarie per avvisare la popolazione del rischio che si potrebbe correre. Siamo stati anche un po' diciamo così criticati per esempio per la chiusura dei cimiteri, perché i cimiteri è capitata la coincidenza dell'avere il Ponte dei Morti, nell'avere nel Ponte dei Morti proprio questi allerta meteo. Però i cimiteri, come tutte le altre luoghi pubblici all'aperto del comune, sono stati interdetti. Perché? Perché sono luoghi dove si poteva concentrare una grande quantità di persone, per cui dei luoghi che potenzialmente potevano essere a rischio. Poi non dobbiamo considerare solo il cimitero come la struttura cimiteriale, perché bisogna vedere anche le condizioni al contorno. Le persone
zone per arrivare al cimitero si devono muovere su degli assi viari. Gli assi viari possono essere delle zone parzialmente interessate dai fenomeni di magari allagamento o altro, per cui quello che premeva a noi era quello della pubblica incolumità, cioè la salvaguardia della pubblica incolumità. Poi, per carità, se non si verificano le previsioni che ci arrivano col bollettino, noi siamo felicissimi, cioè se non piove ben venga, ma comunque in ogni caso quando viene previsto un'allerta meteo arancione bisogna attivare delle procedure, quando è previsto l'allerta meteo rosso si attivano delle procedure ancora più stringenti, come quindi per esempio comunque la chiusura delle scuole e altre delle ordinanze che si diversificano dalle prime proprio con dei divieti in alcune Quindi zone. esiste, ecco, quello che è necessario chiarire a questo punto, perché ci sono stati anche prese di posizione che hanno parlato di eccesso di allarme, però esiste di fatto un protocollo che è rigido e certo, non è lasciato alla interpretazione personale. No. Allora, io penso semplicemente che le persone vanno formate e informate sui rischi che si possono avere nel proprio territorio. Per cui la protezione civile, quindi il settore nostro, quindi quello della protezione civile, ancora di più dopo l'evento successo ora, deve diffondere alla popolazione le buone pratiche di protezione civile, che sono i comportamenti in caso di alluvione, i comportamenti in caso di sisma, per esempio, o di frane. Perché i piani di protezione civile devono essere diffusi, noi per esempio li abbiamo pubblicati sul sito del comune, però effettivamente devono essere ancora di più pubblicizzati e proprio per questo motivo abbiamo iniziato una campagna di diffusione del piano di protezione civile, quindi delle buone pratiche, dei comportamenti da tenere durante questi eventi, addirittura con le parrocchie. Perché i ragazzi per esempio nelle scuole sanno esattamente come ci si comporta, perché all'interno delle scuole si fanno anche le prove di evacuazione, ma è l'età, diciamo, cioè la fascia degli adulti che non conosce e a volte magari non capisce l'entità del problema, cioè non capisce, forse non è un termine molto esatto, comunque non arriva all'entità del problema. Invece con delle campagne appropriate e quindi informando i cittadini sui rischi del proprio territorio e le zone quelle che sono a rischio, si può evitare assolutamente, quindi si può fare la prevenzione, che è quello poi che è lo scopo della protezione civile. Sono state fatte per esempio delle campagne, anche l'anno scorso nel 2017 con la protezione civile regionale c'è stata la campagna Io non rischio, che era proprio la diffusione delle buone pratiche di protezione civile, con opuscoli dove si spiega alle persone in caso di eventi calamitosi, a seconda dell'evento calamitoso, come comportarsi. Perfetto. E poi l'ultima cosa, volevo dire che anche in ordinanza per esempio erano inserite tutte quelle zone che potevano essere considerate a rischio. Poi è fondamentale la collaborazione con tutti gli enti, perché quando si innesca la macchina della protezione civile non è solo il comune di Agrigento che scende in campo, ma scendono in campo le forze di polizia, scendono in campo i carabinieri, scendono in campo i vigili del fuoco, cioè tutte quelle forze che insieme collaborano al fine di mantenere la sicurezza su quel territorio in caso di evento calamitoso. Torneremo a parlare dell'argomento, intanto Angelo Collura, vice governatore distrettuale del Lions, una carriera, quella sua lionistica, che è veramente stata tutta in ascesa in brevissimo tempo. Il Lions le ha riconosciuto grandi capacità comunque di dare un contributo sul territorio in termini di proposta, in termini di azione. Azione, passione e condivisione sono le cose che comunque vi spingono ad operare. Ecco, come vive questa carica importante? Intanto buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Devo dire che intanto mi complimento per il fatto che è davvero informata. E quindi questa è una cosa già positiva, perché noto che le informazioni sono precise, in particolare quando ho detto l'ascesa fulminea. Devo dire onestamente che tutto è dato, diciamo, da questa grande passione che mi distingue, diciamo, per il servizio. Lions è il servizio, il vero motto del Lions è We Serve.
poi ogni governatore ogni anno nel mondo, ogni distretto cambia il governatore annualmente, per cui in genere si fanno anche i motti, diciamo, a caso. Però nel caso di specie devo dire che nell'ultimo periodo, già da Yamada, si era deciso che ogni governatore doveva lanciare per i prossimi 3 anni, quindi compreso questo e il prossimo, il motto We Serve, che significa sostanzialmente servizio. Devo dire che la caratteristica nostra è proprio quello, ecco, la più grande associazione di volontariato al mondo, siamo oltre 1.500.000 che operiamo concretamente anche attraverso la nostra fondazione. Il Lions nasce nel 1917 in America grazie alla grande lungimiranza che ha avuto Melvin John, che sicuramente, ecco, un assicuratore che ha avuto, diciamo, l'ardire di pensare, di mettere insieme tutte quelle persone anche con talenti diversi, e a un certo punto si è posta la domanda: cos'è che possiamo fare? Ecco, cos'è che possiamo riuscire a fare mettendoci insieme, avendo caratteristiche insieme per gli altri. E devo dire che mentre prima l'associazione era quasi una sorta di associazione di mutuo soccorso, Melvin John cambia questa associazione invece prevalentemente per aiutare coloro i quali il welfare americano non riusciva più a intervenire già allora, e quindi, ecco, in favore soprattutto dei ceti meno abbienti, e da quel momento è stato un crescendo sempre continuo e costante, fino ad arrivare ad esempio a campagne importantissime come la campagna sulla vista. Noi attraverso Helen Keller veniamo definiti i cavalieri contro la cecità, e poi successivamente la chicca è stato, diciamo, nel 1968 la fondazione Lions, che di fatto è il braccio operativo concreto in termini, diciamo, di interventi concreti nel caso di terremoti, nel caso di alluvioni, nel caso di malattie, come ad esempio noi abbiamo delle campagne di prevenzione per quanto riguarda la cura al diabete che si prevede, diciamo... Mi pare che prossimamente avete anche organizzato qualcosa, ho visto sì. Una passeggiata. Sì. Questo ad esempio il giorno 14 ci sarà la passeggiata contro il diabete e la sensibilizzazione. La nostra è un'azione soprattutto di informazione, quindi una buona comunicazione diventa anche importante, perché attraverso la comunicazione e l'informazione giusta si riesce sostanzialmente a trasferire agli altri i veri valori della vita. E devo dire che sostanzialmente i Lions in questo sono anche bravi, stanno faticando tantissimo, ma sono convinto che il terreno è fertile, perché riusciamo di fatto attraverso il nostro impegno, che è generoso, quello di coinvolgere tanta gente, di offrire agli altri quello che è veramente il valore del servizio. Non è un caso che proprio domenica scorsa, dinanzi alla notizia che c'era il bollettino arancione, io la sconoscevo, forse ho sbagliato, e per questo ho fatto rischiare davvero tanti Lions che, provenienti da ogni parte della nostra circoscrizione che corrisponde alla provincia, hanno riempito totalmente il teatro Pirandello, e devo dire che è stata, diciamo, una raccolta di fondi pro fondazione, e la finalità è proprio quello di mettere queste somme nel calderone generale, che poi andranno a servire le nostre aree che abbiamo di intervento, che vanno dalla fame, che vanno al campo dei giovani, che vanno quindi all'assistenza umanitaria. Per esempio nel caso di Amatrice, quindi nell'ultimo, diciamo, quando c'è stato il terremoto, anche nelle zone intorno ad Amatrice, la fondazione è intervenuta con oltre 2 milioni di dollari. Devo dire che dal 1968 ad oggi la fondazione è riuscita a elargire oltre 1 miliardo di dollari, cioè sono cifre spaventose, ma se pensiamo che tutto ciò è dovuto solo ed esclusivamente alla generosità dei Lions. I Lions non vengono pagati, i Lions servono gli altri e si mettono a totale disposizione, sono professionisti, sono ingegneri, banchieri, medici, anche insegnanti, professionisti qualunque di ogni genere e specie, che hanno il minimo comune denominatore è la passione per gli altri, l'amore per gli altri, il servizio, e ritengo che sotto questo aspetto la nostra provincia, devo essere sincero onestamente, è veramente molto presente, e non è un caso che l'annuncio proprio in questi giorni, venerdì prossimo e sabato in particolare, verrà dato ad Agrigento, ci sarà il secondo gabinetto distrettuale, in quell'occasione ci sarà un
momento un raduno a livello anche nazionale come multidistretto, perché verranno in Sicilia diversi governatori delle aree per discutere di un problema che è molto caro al governatore, che è la pace nel Mediterraneo. Addirittura saranno presenti le delegazioni dell'Algeria, del Marocco prossimamente, ma in questa venerdì, addirittura domani sera, arriveranno anche quelli della Tunisia. Tutto questo lo si fa solo per cercare di dialogare concretamente poi con le istituzioni e portare concretamente un aiuto concreto e fattivo, che non sia fake news e che sia sostanzialmente la concretezza dell'azione, perché nella vita occorre soprattutto fare, saper fare e far bene. Noi sono convinto che attraverso l'umiltà che ci contraddistingue si riusciamo certamente a raggiungere quegli obiettivi che ai più purtroppo sembrano, diciamo, impossibili, ma noi con le nostre capacità che abbiamo, ciascuno mettendo insieme i nostri talenti, riusciamo veramente, secondo il principio della sussidiarietà, ad essere veramente presenti sul territorio. Questo è un concetto che bisogna far comprendere, e noi a riguardo stiamo in ogni modo lanciando questo messaggio, perché veramente siamo un bacino vero della democrazia e sicuramente possiamo essere delle forze sane e utili per cercare, ecco, insieme, tutti insieme, ecco il concetto di insieme vero, che non è individualismo ma è gioco di squadra. Solo insieme possiamo affrontare tutte le insidie, tutte le difficoltà, perché ormai il tempo è quello di lavorare solo insieme. Grazie, insomma anche in queste sue dichiarazioni abbiamo contezza del perché di questa ascesa così veloce di Angelo Collura a questa carica. Ilenia Capodici, Presidente di Federconsumatori, che attualmente sta lavorando a un congresso che è il primo per Federconsumatori provinciale, previsto per lunedì 12, e voi parlate di legalità e superamento del bisogno. Come si fa a rimanere nella legalità quando il bisogno diventa necessità di sopravvivenza? Ecco, credo che in questo Federconsumatori si trovi molto spesso a dover fare i conti con cittadini esasperati e con normative che esistono, che non sono flessibili, ma di fatto situazioni quasi a livello dell'emergenza umanitaria. È vero, sì. Parliamo di affermare la legalità, infatti sappiamo che la legalità esiste attraverso le forme del diritto, ci sono tante norme, ma mi permetta di dire tante norme e tanta ingiustizia, perché quando un cittadino perde ad esempio il posto di lavoro e quindi non è in grado, diventa insolvente per necessità, cioè io non ho i soldi, quindi non sono evasore, non voglio non pagare le tasse, non ho la possibilità per farlo. E dice, ma la Costituzione prevede la capacità contributiva nel pagamento delle tasse, io partecipo attraverso la mia capacità contributiva, ma se perdo il posto di lavoro quella capacità contributiva viene meno. Come mai non sono tutelato? Come faccio ad esigere quel diritto che è costituzionalmente riconosciuto? Stiamo parlando ovviamente della Bibbia delle norme, della nostra Costituzione. È per questo che abbiamo scelto come slogan del nostro congresso provinciale affermare la legalità, perché spesso ci accorgiamo che la legalità e l'illegalità, lasciatemelo dire, come dire, il confine è molto sottile, siamo borderline, come si dice spesso. Io poco fa sentivo, a proposito, per fare un esempio, l'assessore Battaglia che diceva giustamente il cittadino deve essere formato e informato. Noi oggi abbiamo molti cittadini consapevoli, perché la consapevolezza ti apre la strada giusta per trovare la soluzione al tuo problema. Spesso però io conosco il problema ma non conosco i miei interlocutori. Cosa me ne faccio di conoscere il bollettino diramato ad esempio dalla Protezione Civile, quindi a scopo precauzionale, il fatto di non uscire, quindi di avere previsto una serie di situazioni, quando ad esempio ad Agrigento non esistono le vie di fuga?
quindi se io mi trovo... C'è un piano di protezione civile. Ma scusatemi, il piano deve essere attualizzato. Certo. Il piano, se è solo sulla carta e non è conosciuto, ovviamente diventa un problema. Prima, no? Ho detto chiaramente prima che il cittadino deve essere formato e informato, c'è un piano, ma il cittadino deve anche, quando vengono emesse delle ordinanze, conoscerle, non... Assessore, sto dicendo un'altra cosa però, io devo saperlo prima che avviene l'evento calamitoso, non posso saperlo dopo, perché giustamente chi si è trovato, ad esempio, a dover uscire dalle case scappando, probabilmente è perché l'informazione non è arrivata in tempo utile da prevedere, ovviamente in modo ordinato e senza eccessivi allarmismi, la possibilità di uscire da casa senza uscire con l'acqua alta, con gli stivaloni, perché li abbiamo visti tutti i servizi, ad esempio. Però dico, non voglio entrare in polemica, perché veramente noi abbiamo l'esigenza di avere chiarezza, ma in modo preventivo, non quando accade, perché io dico, Agrigento purtroppo sappiamo quali sono le problematiche da un punto di vista del dissesto idrogeologico, quindi come dire, come facciamo ad affrontare, no vabbè, quello è un'altra cosa, quello purtroppo, come dire, lo subiamo, però una frana come facciamo a prevederla? Ma una frana magari non possiamo prevederla in tempi utili, però sicuramente sapere cosa fare prima che l'evento si verifichi forse potrebbe evitare anche che ci possano essere poi degli incidenti e possano causare veramente, ad esempio, scusatemi, non dobbiamo andare lontani, Agrigento è piena di buche, se io voglio evitare di pagare poi i debiti fuori bilancio per il risarcimento, ma cosa ci vuole? Non è il buon padre di famiglia che dovrebbe, come dire, approntare dei rimedi, diciamo, casalinghi, mettiamola così, mettere un po' di asfalto, mettere un po' di cemento per evitare proprio che qualcuno ci cada dentro. Di questo abbiamo bisogno di prevenzione per capire che una buca e da noi le buche diventano dei crateri, noi abbiamo delle strade che stanno crollando ad Agrigento, circostanziate, che abbiamo denunciato, e ad Agrigento c'è ormai la moda delle cosiddette lapazzi, non sapevo che cosa fossero, io le ho sempre chiamate transenne, abbiamo una città transennata. Quindi se crolla un muro spiegatemi cosa può fare una transenna, a chi può essere utile se non il fatto di limitare lo spazio e dire non passate da lì perché comunque c'è un pericolo. Quindi Assessore non mi dica che queste cose ad Agrigento non sono all'ordine del giorno. Ogni strada ha buche che sono crateri e transenne che mi delimitano il pericolo ma non, come dire, non mi garantiscono l'incolumità. Quindi dico, forse queste cose, ecco, parliamo tanto di legalità, parliamo di prevenzione, però forse dovremmo soffermarci un attimo e capire il senso, quanto vale la vita di una persona, ce lo chiediamo sempre, davanti a situazioni di necessità, di povertà, noi scopriamo ad esempio, ci sono è vero dei rimedi per la povertà, bonus idrico, bonus elettrico, ma spesso chi si rivolge a noi non sa neanche che esiste il bonus idrico e non siamo noi come associazione che istruiamo la pratica, perché la domandina va presentata al comune, quindi vuol dire che forse il comune non presta attenzione a quella fascia di popolazione, a quel substrato di popolazione debole, che in realtà dovrebbe essere maggiormente attenzionata, perché scusatemi, a me di Google Camp non me ne frega niente, a me delle passerelle, delle inaugurazioni delle targhe, prestare tutta questa attenzione mediatica a queste cose che servono veramente a pochi quando la città vive di problemi di povertà, perdite di posti di lavoro, tasse elevate al massimo. E non voglio adesso entrare nel merito di acqua e di rifiuti, è okay? Un problema, quindi sì, dico, dice, è un problema la legalità che investe comunque tutto il territorio, e Agrigento chiaramente risente di una serie di lacune che si sono tralasciate nel tempo e che dunque adesso portano ai nodi al pettine, che chiaramente non sono immediatamente risolvibili perché sono così tanti. Sì, un attimo, finisco il giro e poi ritorno così.
Ecco che quindi apprezziamo l'intervento e poi magari ecco vorrei rispondere perché magari sono state dette delle cose non molto precise, per cui vorrei rispondere. Intanto proseguiamo, torneremo a parlare di questa cosa, torneremo a parlare poi del congresso di Federconsumatori e intanto io volevo passare la parola a Giuseppe Di Rosa, il quale è dirigente nazionale di un'associazione, un organismo interno al Ministero, alla Polizia Penitenziaria, che si occupa del personale, che ha particolare attenzione ad esempio per i figli di orfani. Ecco, come funziona questo organismo? Lei è dirigente, ci illustri un poco. L'ente di assistenza nasce con la 395 del 90, quando c'è la smilitarizzazione del corpo della polizia penitenziaria. Nasce la 395, nasce l'ente di assistenza. L'ente di assistenza si occupa del benessere del personale di tutta l'amministrazione penitenziaria. L'amministrazione penitenziaria comprende un corpo paramilitare, che sarebbe la polizia penitenziaria, ma anche gli impiegati. Io sono un impiegato amministrativo dell'amministrazione. Io gestisco quell'ente si occupa in sede provinciale del benessere del personale, che parte, faccio un esempio, diamo i contributi per il decesso di un familiare, diamo i contributi perché il bambino di un agente, di un amministrativo, di un dipendente con un ISEE di un certo modo ha diritto a un contributo per il dentista, per l'apparecchio, per apparecchiature. Ci sono contributi cospicui per i portatori di handicap. L'ente di assistenza ha all'interno anche la gestione degli spacci all'interno degli istituti, dove si vende di tutto a prezzi modici, cioè non c'è ricarico in tutto quello che compriamo, perché non interessa creare un fondo, se non invece dare un servizio vero e proprio al personale. Io da 2 anni ne sono dirigente provinciale nonché ispettore nazionale. Abbiamo creato da Agrigento qualcosa che non c'era, purtroppo per 4 anni lo spaccio era stato chiuso, lo abbiamo riaperto, è stato ristrutturato tutto è stato un progetto pilota nazionale, tutto addirittura, i complimenti sono stati anche da parte dei capi dell'amministrazione, è venuto consolo, ex dirigente nazionale del Ministero, ha avuto grandi parole d'elogio. Io sono stato addirittura raggiunto dal Ministero di un elogio formale, cioè nel mio fascicolo, perché abbiamo fatto qualcosa di veramente straordinario, addirittura con pochissimi soldi, perché tutto con la manovalanza dei detenuti. Il detenuto, come tutti sapete, gli articoli 21 sono coloro i quali espletano una pena diversa da quella del carcerato, sono ammessi a pene non più detentive, lavorano 6 ore e 40 al giorno, dipendenti veri e propri, hanno un ottimo stipendio, è l'inizio del vero reinserimento, grazie a tutto quello che è l'organismo amministrativo dell'amministrazione, a partire dai direttori che assieme all'ufficio agli educatori, ai dirigenti di ragioneria riescono a dare un senso alla pena di questi detenuti ammessi all'articolo 21. I magistrati di sorveglianza sono coloro i quali ammettono poi di fatto il detenuto, dopo le relazioni espletate dal personale, ammettono quel detenuto a quel tipo di pena, e noi come progetto pilota siamo stati ben felici di essere stati oggi presi da esempio da tutta Italia. E poi nascono alcune, poi magari nel secondo giro parleremo proprio dell'Amaro, parleremo di quello che sta nascendo, la caserma che è nata ad Agrigento, che da 25 anni non era messa a regime. Sono tante iniziative che stanno portando lustro a un istituto, stiamo riuscendo, devo dire grazie tantissimo all'ex direttore Tiralongo, oggi sostituito da un nuovo direttore, Valerio Pappalardo, che era già stato, il dottore Pappalardo era già stato ad Agrigento, e
è innamorato di Agrigento, la sua compagna agrigentina ha a cuore le sorti di questo istituto e sta ancora dando un senso a quello che abbiamo iniziato a fare 2 anni fa. Che dire? È un nuovo modo di vedere anche sia la pena, perché ecco, tutto ciò che è stato fatto sempre con manovalanza dei detenuti, ammessa gli articoli, anche la caserma. Abbiamo ristrutturato una caserma che ci volevano 300.000 euro, noi l'abbiamo ristrutturata con 50.000 euro, perché la manutenzione e la manufattura dei detenuti, ecco, il governo ti mette nei capitoli per le spese dei detenuti, ci mette i soldi, magari non li mette in altro, e allora bisogna utilizzare quello che ben vengano queste iniziative. È un'iniziativa, ripeto, siamo stati felici. Io quando mi hanno detto da Roma che dovevo accettare quel ruolo con la manovalanza dei detenuti non ho avuto problemi a farlo. Io provengo dagli agenti, non è che io sia diventato dirigente nazionale dell'ente perché venivo da chissà dove, non ho avuto problemi, è gente che sta pagando un proprio prezzo e va trattata immediatamente come gli altri. Sono felice di contribuire assieme agli altri uffici al loro reinserimento e oggi siamo qua. Magari ti illustrerò più tardi questo grande progetto che darà lustro anche alla città di Agrigento, perché oggi l'istituto si chiama Sovrintendente Pasquale Di Lorenzo, perché Pasquale Di Lorenzo è stata vittima di mafia. Vorrei ricordare un po' a tutti, anche a me stesso, che lo scorso anno Pasquale è stato il 25esimo della morte di Pasquale Di Lorenzo e l'ho ricordato solo io. È successo quasi un caso nazionale, perché sono venuti anche dalla RAI a sentire la mia testimonianza, perché era uscito fuori che nessuno aveva ricordato di ricordare, ecco, Pasquale Di Lorenzo. Dispiace questo, non l'hanno fatto le istituzioni, mentre io, appena interessato dirigente dell'EAP, avevo già creato qualcosa per Pasquale, era la sala convegno dell'istituto. Immediatamente, grazie al dottore Consolo, ex primo dirigente del Ministero, è stata intitolata la casa circondariale, un grande risultato. La famiglia, capite voi, è un senso alla morte di un familiare dopo 25 anni. Grazie Di Rosa, un bell'impegno certamente che Di Rosa ha trasferito dalla politica al sociale, utilizzando gli strumenti che aveva, il proprio lavoro, e dunque veramente molto apprezzabile tutto questo. E adesso siamo alla musica con Chiara Rizzo che viene direttamente dall'Accademia Palladium di Favara. Quanti anni hai, Sara? 17 anni. Da molto sei comunque in contatto con l'Accademia Palladium. Sì. Quando hai cominciato a cantare? Ho cominciato all'età di 7 anni, quindi da ben 10 anni che canto. Ho partecipato nel 2010 a Ti lascio una canzone e sono tornata proprio una settimana fa da Sanremo, dove ho svolto le semifinali nazionali del concorso Area Sanremo e ho vinto una borsa di studio che si utilizzerà l'anno prossimo con dei professionisti che svolgeremo delle lezioni con loro. Bene, intanto vogliamo ascoltare la tua voce. Cosa ci proponi? Propongo un brano inedito che si chiama Preghiere salpate. Prego. Siamo scelte, rimpianti ed orgoglio, siamo Ostro, Levante e Scirocco, siamo i mari più belli del mondo, anime infrante su di uno scoglio, siamo il sole che illumina un sogno, siamo passione, tristezza e ricordo, siamo spiagge forgiate da storie, siamo inganno, coraggio e ambizione. Vieni anche tu a scoprire i misteri del sud,
Vieni anche tu, innamorarti di un cielo più blu. Vieni anche tu, dove il timore di restare giù. E vieni qua giù, dove il confine lo decidi tu. Siamo barche, promesse, illusioni. Siamo merci di scambio e favori. Siamo quello che resta del bene, schiavi di un punto di vista in catene. Siamo rabbia, ragione e miseria. Siamo sabbia in cerca di chimera. Siamo rinuncia e preghiere salvate. Siamo echi di voci ignorate. Vieni anche tu a scoprire i misteri del sud. Vieni anche tu, innamorarti di un cielo più blu. Vieni anche tu, dove il timore di restare giù. E vieni qua giù, dove il confine lo decidi tu. Vieni anche tu a scoprire i misteri del sud. Vieni anche tu, innamorarti di un cielo più blu. Vieni anche tu, dove il timore di restare giù. E vieni qua giù, dove il confine lo decidi tu. Siamo scelte, rimpianti ed orgoglio. Siamo Ostro, Levante e Scirocco. Siamo i mari più belli del mondo, anime infrante su di uno scoglio. Bravissimo, grazie. Francesco Pira, c'è un altro fenomeno che è molto rilevante, sul quale lei ha posto l'accento in diverse conferenze e anche in relazione alle fake news, gli haters, ovvero l'odio in rete. Questa è un'altra delle emergenze che comunque va affrontata. Le chiedevo di intervenire su questo e poi anche sul fatto che lei sarà prossimamente in Spagna al congresso internazionale di sociologia di Castiglia, che è un momento importantissimo al quale porterà il suo contributo. Noi vogliamo anticipazioni su cosa porterà in Spagna. Ma intanto devo dire che il fenomeno degli haters è un fenomeno che stiamo sottovalutando. Stiamo sottovalutando così come abbiamo sottovalutato quello delle fake news. Pensate per esempio ad un dato che è stato diffuso dalla Presidenza del Consiglio: 7.500 messaggi di odio quotidiani sul web. Significa razzismo, significa odio contro le persone diversamente abili, sono messaggi certamente politicamente scorretti, sono messaggi che non tengono conto della dignità umana, e tutto questo non è facilmente frenabile, perché è difficile contenere quello che sta accadendo sul web. Molto spesso, girando per l'Italia, incontrando anche altri colleghi, facendo dibattiti, quello che viene fuori è che c'è necessità di una nuova legge contro le fake news, contro i delitti che vengono consumati quotidianamente sulla rete, che poi possono creare anche seri problemi psicologici alle persone, hanno indotto le persone al suicidio, quindi è una situazione abbastanza complessa, per non parlare dei fenomeni legati alle deviazioni giovanili come il cyberbullismo, il sexting. Tutto questo secondo me non si risolve con una legge. Non si risolve con una legge perché noi siamo il paese in Europa che ha il più alto numero di leggi, e nonostante questo molto spesso non riusciamo ad arginare fenomeni che sono molto complessi. Allora io credo che bisogna veramente partire dai più piccoli
è iniziare a spiegare loro che cosa significa uso consapevole delle tecnologie. Dov'è il buco sociale? Che i genitori molto spesso sulle tecnologie sono meno preparati dei ragazzi, che gli stessi docenti a volte sono meno preparati dai ragazzi, e quindi bisogna colmare questo gap e soprattutto bisogna trovare un sistema sociale che vada a ristabilire quella che manca oggi, perché questo fenomeno degli haters parte proprio dalla mancanza di pedagogia istituzionale, cioè noi abbiamo perso la voglia di rispettare l'altro. Io aggredisco sul web l'assessore per il semplice fatto che è assessore e che quindi rappresenta un potere. Me ne frega nulla quello che dice, non mi interessa come lo dice, non mi interessa se dice delle cose serie, ma ho bisogno di aggredirla perché bisogna parlare necessariamente alla pancia delle persone. E la differenza sostanziale che noi sociologicamente notiamo è proprio questa: non si parla più sulla rete, non si cercano più le emozioni, ma si cerca l'emotivismo, non si parla più al cuore delle persone, non si parla più all'anima delle persone, si parla alla pancia delle persone. Più le facciamo arrabbiare, più le facciamo reagire, più guadagniamo consensi. E questo... ma sotto questo punto di vista, quello che disse Umberto Eco, che il web aveva dato la parola a legioni di imbecilli, se si ricorda, sì. Ecco, non è che comunque la possibilità che si ha di una interlocuzione, mi riporto a quello che è il suo esempio con l'assessore che diversamente non si potrebbe avere, allora porta a sviluppare anche questi toni che sono poco garbati e poco civili. Guardi, sta passando un messaggio secondo me pericolosissimo, che uno vale uno, che sulla rete siamo tutti uguali e che chiunque può parlare di qualunque cosa in qualunque modo. Secondo me è una mancanza di educazione, a prescindere dall'educazione al web, che deve essere colmata, perché diversamente noi non possiamo far passare il messaggio che tutti siamo uguali e che tutti possiamo fare tutto. Io non saprei mai fare il lavoro che fa quel signore e non lo saprei fare bene come lui, perché non ho la preparazione, non ho la sua cultura, non ho il suo stile. Non potrei mai fare quello che fa l'assessore perché è ingegnere e non ci capisco nulla dei suoi algoritmi. Quindi è impossibile far passare il messaggio che uno vale uno. Questo non significa arginare la democrazia, questo non significa frenare la possibilità che ognuno di noi possa esprimere il proprio pensiero, che è sancito dall'articolo 21 della Costituzione a proposito di Costituzione. Però non tutti possiamo fare tutto. Quindi io credo che dobbiamo riprendere in mano alcune regole che sono fondamentali. La prima regola fondamentale è quella del rispetto per l'altro. E l'altro può essere di qualunque colore, di qualunque religione, di qualunque partito e di qualunque specie umana, persino un gatto. Ecco, io non credo che tutto quello che sta accadendo sulla rete è diverso da quello che sta accadendo nella società. C'è solo una divulgazione incredibile. Non possiamo dire che un atto di violenza compiuto in un luogo ha lo stesso valore di un atto di violenza diffuso in tutto il mondo. Sono due cose diverse e il web purtroppo sta accelerando questo fenomeno, sta facendo esplodere questa voglia di sfogo collettivo e questa cosa va arginata. E devo dire oggettivamente che in tutto il mondo c'è una presa di coscienza. È una presa di coscienza forte. Io vedo per esempio sul fenomeno delle fake news, ci stiamo confrontando con le categorie, gli ingegneri, i giornalisti, gli avvocati, il mondo dell'accademia, stiamo lavorando costantemente perché tutti ci siamo resi conto che è un allarme sociale. In Spagna io andrò a parlare di fake news e comunicazione politica, stiamo creando dei gruppi di ricerca internazionali per capire per esempio quanto i cittadini in effetti esercitano liberamente il loro diritto di voto essendo condizionati da notizie che sono false. Vi do un esempio concreto, quello che è accaduto in Inghilterra con la Brexit. Il 70% delle notizie che sono state comunicate agli inglesi sulla Brexit erano false, quindi hanno votato per qualcosa che non conoscevano. Allora il tema è veramente questo, cioè che cosa arriva alle persone e che cosa è vero. Rispetto a quel ragionamento per esempio che faceva la Presidente di Federconsumatori, io capisco che il tono del sindacalese è un tono sempre aggressivo ed è giusto che sia così perché fa parte della loro vita e della loro storia, però io credo anche una cosa, che il cittadino se è cittadino responsabile è portatore di diritti
ma è portatore anche di doveri. Quindi se il cittadino decide di costruirsi la casa dove non la può costruire, perché qualcuno, un geometra per esempio, gli ha detto la puoi costruire, e poi un avvocato gli ha detto ti difendo io, e poi un notaio gli ha detto te la registro io, e poi chi doveva fare i controlli non li ha fatti, se poi arriva l'uragano e la casa cade, la colpa non è della protezione civile, e la colpa non è nemmeno dell'ingegnere, il problema è un altro, e lo dico veramente perché è una battaglia comune. Noi dobbiamo pensare che stiamo facendo del male al nostro mondo, e lo stiamo facendo consapevolmente tutti i giorni senza renderci conto. Quando io sento Trump che dice vabbè ma chi se ne frega dell'anidride carbonica, o la Cina che dice vabbè noi non abbassiamo se non abbassa l'America, e noi siamo ancora qui a chiederci se possiamo usare le macchine diesel o non le possiamo usare, noi stiamo distruggendo un patrimonio straordinario come il nostro mare. Ecco, di fronte a tutte queste cose è difficile prevedere quello che accadrà. Cioè il problema non è se hai sondato l'Akragas o il Salso, il problema è di natura completamente diversa. Il problema è che se l'Akragas esonda è perché tutto quello che noi abbiamo, quel microcosmo che noi abbiamo costruito attorno, lo costringe ad esondare. E quindi qualunque tipo di protezione, di allarme, di messaggi su WhatsApp non potrà mai fermare questo. Poi questo non c'entra con la solidarietà, che ci dispiace che le persone perdono la casa o che 14 persone muoiono a Casteldaccia. È normale che ci dispiace ed è normale che siamo affranti, però dobbiamo cominciare a pensare facendo capire ai nostri bimbi che stiamo lavorando in un mondo dove loro non avranno un futuro. Questo è, io guardi, ve lo dico e poi mi fermo. Io prima facevo ricevimento studenti e i miei studenti mi dicevano prof, ma quando mi laureo faccio questo o faccio questo? Oggi faccio ricevimento studenti, i miei studenti mi dicono prof, ma dopo che mi laureo io cosa faccio? Dove vado? In quale paese dell'estero provo a lavorare? Quindi è cambiata completamente la prospettiva. Allora il mio dovere è quello di dare ai miei studenti tutto quello che serve per farli entrare in un mondo che è globale, perché io non posso più assicurare il posto di lavoro a 2 metri da casa, ma posso prepararli per affrontare il mondo. E sul tema dello sviluppo sostenibile dobbiamo essere tutti concordi. E questa secondo me è la strada. Poi io non entro nelle polemiche locali perché me ne tengo ben lontano, però dico che secondo me dobbiamo trovare questo modo di vivere, che è un modo diverso, pensare che ci stiamo facendo del male e non stiamo dando un futuro ai nostri figli, e probabilmente non ce l'avevamo nemmeno noi che non c'erano le pensioni. Tira velocemente. Sì. Il congresso di Castiglia. Il congresso di Castiglia è una cosa veramente straordinaria, sono sociologi che arrivano da tutte le parti del mondo, affronteremo diversi tavoli tematici, io parteciperò al tavolo sulla comunicazione politica con questo gruppo di lavoro che si chiama C8, ed è un gruppo che è nato in Spagna e che si occupa di studiare l'evoluzione della comunicazione politica e istituzionale nel mondo. Quindi penso che sarà un bel momento di confronto, poi vi racconto al ritorno cosa è venuto fuori. Grazie per questa domanda, perché ci dà la possibilità, insomma, di esprimere anche il fatto, quello che diceva prima il dottore Collura rispetto al mondo Lions, no? Ci dà la possibilità di far capire che anche i nostri atenei, quelli siciliani, nel mondo riescono ad esprimere una qualità della ricerca che non sempre emerge, ma che per fortuna gli altri ci riconoscono. Grazie. Grazie Pira. Assessore, io vorrei riallacciarmi a quanto detto da Francesco e riprendere quanto invece affermava Ilenia Capodici. Di fatto esiste la necessità di una prevenzione in termini strutturali, ma anche di una prevenzione che sia soprattutto culturale a questo punto. Assolutamente sì. Intanto volevo dire, solo per precisare, noi abbiamo un piano di protezione civile del Comune di Agrigento, di cui tra l'altro anche l'ex consigliere Di Rosa, ex presidente del Consiglio Comunale, è a conoscenza. L'abbiamo approvato noi. Ecco, quindi voglio dire, in quel piano sono indicate tutte le vie di fuga, le aree di prima raccolta, i centri. Quello che bisogna fare è proprio far conoscerlo al cittadino, perché se il cittadino conosce, probabilmente non sa esattamente come comportarsi, dicevo prima, in alcune occasioni. Poi volevo anche dire, visto e considerato che, anzi, Confederconsumatori, visto che è un'associazione di categoria, potremmo anche fare degli incontri proprio per diffondere questo tipo di attività e questo tipo di piani, anche perché
E secondo me le istituzioni e le varie associazioni devono assolutamente collaborare al fine della salvaguardia del cittadino, per cui l'intento mio e l'intento suo credo che sia praticamente identico, è quello della salvaguardia del cittadino. Per cui anche lei è cittadina, quindi di tutti noi. Sì, di tutti noi, assolutamente. Perché spesso parliamo del cittadino come se fosse io ero altro. in prima linea, infatti dico, io non sono rimasta dietro, io ero in prima linea sabato, venerdì, ero con i tecnici del comune, i tecnici del comune hanno fatto tutte le verifiche, eravamo alla centrale operativa dei vigili del fuoco che coordina le attività su tutta la provincia proprio per le criticità. Poi voglio dire un'altra cosa proprio in riferimento a quello che ha detto il professore. Quando c'è acqua e quando ci sono le case, come dice un grande geologo italiano, l'elemento sbagliato purtroppo non è l'acqua. Ora, quando praticamente, per carità, l'elemento sbagliato non è l'acqua, quando anche i signori, cioè anche gli appartenenti alla protezione civile, alle forze dell'ordine rischiano nel momento in cui ci sono eventi di questo tipo. E quello che è stato fatto è stato proprio aiutarli abbiamo coinvolto le associazioni di volontariato, anzi le ringrazio, come per esempio il GISE, la Croce Rossa e altre, che erano assieme ai nostri tecnici di protezione civile in giro il sabato con quel maltempo, ma non è che erano in giro il sabato per girare così, tra l'altro le persone erano già state avvisate, qualcuno ci ha anche detto che non voleva uscire di casa perché secondo loro non è successo nulla, proprio perché la macchina si è attivata. I danni alle case è vero che ci sono, ma fortunatamente nessuna vita umana è andata persa, fortunatamente. Abbiamo dato anche al COC, per esempio, noi aspettavamo anche quelle persone che nell'eventualità avessero avuto necessità di un alloggio, noi eravamo già pronti anche a dare un alloggio e un aiuto di qualunque tipo. Per cui dico, gli eventi calamitosi purtroppo avvengono sul territorio e avvengono spesso anche per colpa nostra, cioè perché noi abbiamo agito sul territorio in maniera sbagliata. Per cui dico, io accetto anche qualunque cosa, purché sia a vantaggio di noi, della comunità e del cittadino, quindi per me anzi è un'opportunità, è uno stimolo assolutamente. È logico che nemmeno a me piace vedere la cosiddetta la pazza per strada, nemmeno a me piace vedere le buche per strada, però le garantisco che questo è un periodo molto difficile per le amministrazioni, è un periodo difficile perché le casse dei vari comuni sono asfittiche. Non parlo di errori precedenti o di errori, parlo della situazione attuale, del trasferimento per esempio dei fondi ai comuni, quindi è un periodo molto complesso e penso, ripeto, che noi come comune, come istituzione comune e tutte le altre associazioni lavoriamo per il bene nostro e di tutta la comunità. Quindi anzi, questo è un invito per me con tanto piacere. Invece il prossimo convegno magari lo facciamo anche relativo ai rischi del territorio e invitando magari altre associazioni di categoria, così il lavoro che noi abbiamo iniziato per diffondere il piano con le parrocchie, che dico sono dei punti di aggregazione importantissimi, più questo ulteriore tipo di attività farà sì che noi possiamo migliorare, perché io non dico che siamo assolutamente... La macchina della protezione civile non è una macchina assolutamente perfetta, la stiamo migliorando, la stiamo rielaborando, miglioreremo sempre di più anche nella formazione sia nostra che dei tecnici, più il contributo che il cittadino può dare in caso di evento calamitoso con comportamento un po' più corretto, cioè che quando gli si dice c'è il pericolo, lo so che abbandoni casa, è vero che abbandoni casa, però prima di ogni cosa è il valore della vita umana. Chiaro, chiarissimo. Scusate, grazie, assessore. Nessuno da abbiamo dei ho promesso che non parlo di politica, però un appunto devo farlo e l'assessore quando viene non pretendo neppure risposta, giuro. Però dico, voglio portare a conoscenza della città una cosa di cui nessuno parla. Si è detto che è stato anche esondato il fiume in una maniera diversa dalle altre volte. Si è detto di tutto, ma nessuno parla di una cosa di cui avevo portato a conoscenza io la città. È stato cambiato anche il corso di questo fiume, con un parcheggio, un mega parcheggio creato sul
sulle sponde di questo fiume. Non voglio aggiungere altro, ripeto, Assessore, se non è a conoscenza la prego si aggiorni, ma nel 2013, come ha detto il professore Mira poco fa, io non voglio, ho promesso che non avrei parlato di politica, giuro che Gabriella lo sa, il rispetto per la persona va oltre a ogni cosa. Io sono venuto qua per un altro problema, però ad Agrigento nessuno, cara mia, sta parlando che quel fiume negli ultimi 5 anni ha subito un problema e oggi, se è sondato, potrebbe anche essere dipeso da quel parcheggio, mega parcheggio che io ho denunciato e che comunque è stato autorizzato da tutti gli enti. Ora torniamo, parliamo di... Angelo Collura, io invece vorrei riprendere quanto detto da Francesco Pira, quanto sostenuto dall'assessore, perché incidere sul territorio significa educare ed informare, e credo che in questo senso si configuri proprio la vostra mission, che diventa strategica in un momento di società che va allo sbando. Intanto voglio fare i complimenti a Chiara. Io ritengo che la sintesi dei nostri interventi possa proprio racchiudersi in quella canzone, che sostanzialmente è, devo dire, veramente una grande. Io sono convinto che diventerà sicuramente un riferimento per i giovani, perché già quando parla io parto dal presupposto che secondo me una buona canzone è già buona ed è importante quando riesce ad emozionare. Io che non sono uno aduso ad ascoltare la musica, comunque sia mi accompagna in macchina eccetera eccetera, però non sono uno che va dentro, devo dire che lei ha avuto la grande capacità e l'amabilità di farmi emozionare per le cose che ha detto. E il problema è questo, recuperare questo valore che è l'emozione nelle cose che facciamo. E allora si può essere assessore, si può essere sindacalista, si può essere qualunque cosa, si può fare il professore come l'amico Francesco, però l'importante è che quando si fanno le cose si fanno sostanzialmente perché si sentono. E quando uno fa le cose perché le si sente, intanto è sempre in buona fede. Partendo da questo presupposto io ritengo che è l'umanità che va cambiata, perché probabilmente il mio punto di vista da Lions, vi posso garantire che sotto questo aspetto ecco che riesce a cambiare anche la prospettiva che diventa lo stare insieme. Io ho visto come è stata anche una bella cosa quella che è venuta fuori stasera. Io ritengo che anche dalle parole dell'amico Francesco rispetto il concetto delle notizie false, su tutto ciò che involontariamente le persone proprio per un problema oggi di bisogno, il più delle volte si parla alla pancia e non più al vero sentimento che può essere la ragione eccetera eccetera, il più delle volte basta poco per la speculazione, basta poco quindi per creare delle barriere vere. Allora in tutto questo come bisogna intervenire? L'articolo 118 della Costituzione, quarto comma, parla di sussidiarietà e specificatamente la cosa che sicuramente dal punto di vista laionistico diventa importante, perché si parla dell'intervento delle associazioni nell'ambito della collaborazione vera, concreta con le amministrazioni. Io ritengo che sia esso il sindacato, sia esso l'associazione Lions o alle altre eccetera, secondo me oggi più che mai, proprio dinanzi alla carenza concreta da parte delle amministrazioni, ma non per incompetenza o per incapacità. Io mi rendo conto, non voglio naturalmente patteggiare per nessuno, ma io mi rendo conto che ormai amministrare è come esattamente quando a casa purtroppo per una cattiva per un cattivo lavaggio del lenzuolo, ormai il lenzuolo si è stretto al punto che nel letto non ci va più, perché o tiri di qua o tiri di là, il rischio è che non copre bene. Per cui il punto di vista è quasi naturale che può nascere a secondo da dove si vede, è una diversa impostazione del ragionamento della cosa fatta. Secondo me invece bisognerebbe, è assurdo questa è utopia vera, però bisogna saper sognare, perché solo così si può raggiungere. Cosa fa il Lions? In fondo il Lions cos'è? Attraverso l'informazione
cerca di sostituirsi laddove manca, dove c'è una carenza vera funzionale rispetto a quelle che sono le cose più importanti che possono essere, che sia anche diciamo della prevenzione, quindi parliamo di diabete, che sia anche della lotta ai tumori, quindi cancro pediatrico, queste cose, quindi l'informazione continua, che sia anche rivolta all'educazione sulla guida per quanto riguarda i giovani, anche problemi ambientali, come no, li attenzioniamo, e mi veniva in mente per esempio di poter creare un'occasione perfetta di confronto. Francesco, ce ne facciamo anche carico per fare è un servizio alla comunità. Vedo che mi rendo conto che diventa anche quasi importante, essenziale. Allora togliamo l'imbarazzo di chi deve fare l'iniziativa, la facciamo noi e coinvolgiamo voi, e diventa anche un'occasione per far conoscere diciamo realmente quello che c'è. Il problema è che quando ci si affronta nel discorso e nel dibattito bisogna sempre essere rispettosi dell'altro e mai diciamo partire dal presupposto che l'altro sta sbagliando. Probabilmente il punto di vista è diverso e probabilmente si in buona fede. Partendo da questo concetto, secondo me anche la politica ritroverebbe quello spazio che merita, perché oggi agire senza la politica è come mangiare la pasta senza il sale, però purtroppo in questo momento è difficile poter parlare di politica. Chiunque si imbatte in un ragionamento politico oggi si mette alla parte del torto, quindi la cosa più logica qual è? Cercare di portare in un ragionamento molto sereno, ciascuno secondo le proprie competenze, mettendo insieme quasi nell'agorà della piazza un dibattito che può diventare serio, costruttivo, poi alla fine chi è bravo va avanti, chi non è bravo c'è poco da fare, non ha dove andare. Noi come Lions ci mettiamo a disposizione, già sia sulla città di Agrigento che in tutto il territorio provinciale, nel distretto, ovunque. Devo dire onestamente che stiamo facendo davvero tanto, mettiamo a disposizione quelle che sono le nostre competenze e utilizzateci, anzi vi invitiamo pure a diventare pure Lions, questa è pubblicità occulta. Grazie, grazie Angelo Collura. Ilenia Capodici, torniamo al congresso, le tematiche che maggiormente coinvolgono Federconsumatori verranno affrontate e sono la gestione del servizio idrico, il controverso rapporto con le banche, la sanità tra regole ferree e diritti dei pazienti, il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, argomenti di grande impatto? Assolutamente sì, sono argomenti universali, perché si parla appunto dell'acqua, quindi io amo definire l'acqua non un bene, perché non può essere soggetta a non può essere un bene di consumo, quindi non si può fare business sull'acqua, cioè l'acqua non la devo comprare perché l'acqua me la dà la natura. L'acqua è vita, il nostro corpo, parte del nostro corpo è fatto di acqua, quindi proprio per la sua essenza non va comprata. Quindi io considero l'acqua non un bene ma un diritto. Quindi io non dovrei comprare l'acqua, ma dovrei pagare i costi che mi servono per far arrivare l'acqua a casa mia. Quindi già il mio punto di vista è un po' diverso da chi invece considera l'acqua un bene pubblico. Rifiuti. Abbiamo il discorso della raccolta differenziata, che pur essendo un atto diciamo dovuto, noi siamo in notevole ritardo rispetto a altre città del nord, che il precedente assessore Fontana si pregiava di fare sempre dei riferimenti. Nonostante noi gli facessimo capire non puoi fare dei riferimenti a delle città dove diciamo, la qualità della vita è non sensibilmente ma molto diversa dalla nostra. Non dimentichiamoci che noi siamo agli ultimi posti e non è una classifica come le top 10 insomma, per quanto riguarda la musica. Se noi siamo agli ultimi posti ovviamente perché abbiamo una scadente qualità di vita da un punto di vista sociale, quindi non solo lavorativo, reddito pro capite. Io volevo invitarla sì. a esporci in maniera sintetica quelle che sono le tematiche che verranno affrontate, perché sì. tutte queste cose poi sarà interessante invece sentirle al congresso. Sì, sono purtroppo cose che riguardano la nostra diciamo, quotidianità, perché noi facciamo sportello con l'utenza e quindi ci imbattiamo nel nostro quotidiano. In questo mi avete messo accanto Peppe di Rosa, vi prego non fatelo più perché è elemento di pungole di distrazione continua e ti ringrazio, ovviamente lo dico affettuosamente. E sì, poi gli altri, dico, a parte i rifiuti,
per cui approfondiremo l'aspetto della differenziata da due punti di vista: da un punto di vista normativo, perché l'architetto a letto ci illustrerà esattamente come è stato confezionato il bando sui rifiuti, cioè cosa accadrà nel momento in cui ci sarà l'affidamento da parte del Comune per quanto riguarda il nuovo servizio sui rifiuti. Poi affronteremo la tematica relativa alla sanità, perché abbiamo invitato il dottore Vaccaro. Il dottore Vaccaro è un dirigente medico della cardiologia e dell'emodinamica e lo abbiamo invitato a intanto evidenziare appunto le criticità. Abbiamo parlato anche di protocolli, perché? Perché l'ultimo caso che è stato trattato dall'emodinamica e che non mi pare che abbia avuto diciamo una grande risonanza nonostante l'importanza, e lì ancora poniamo la vita della gente, quanto vale la vita umana rispetto ai protocolli e alle criticità, sì, stringo, e poi parleremo di acqua e abbiamo scelto un interlocutore diciamo che forse è un po' dissonante rispetto a quella che è la nostra politica, il nostro sentimento, perché noi siamo ovviamente per la pubblicizzazione, ovviamente il nostro interlocutore è un privato, chi gestisce il servizio idrico integrato è una società privata. E siccome oggi non abbiamo altri interlocutori, perché i sindaci non ci hanno dato un'alternativa alla ripubblicizzazione, quindi rispetto alla privatizzazione, oggi il nostro interlocutore è lui, volevamo creare un contraddittorio per non dirci le cose tra di noi, ed ecco perché abbiamo invitato direttamente il Presidente Campione a relazionare. Grazie Elena Capodici. Peppe Di Rosa, quindi un progetto che sta crescendo tantissimo, avete anche portato una bottiglia di amaro, il vostro amaro, che nasce dopo uno studio attento del gusto e del pregio di questo. Onestà per onestà ne ho portate due, una l'hanno bevuta loro prima della trasmissione. Infatti se avete visto sono belli brilli. No, è un progetto che diciamo avevo in mente di portare avanti. Quando ho avuto il ruolo per farlo ho detto, se non lo faccio vuol dire che non riesco a farlo io. Adesso non ho più una terza persona alla quale devo chiedere di fare qualcosa. È stato un anno e 3 mesi tribolati, ho girato varie distillerie. Grazie, devo dire un grazie di cuore all'Accademia di Belle Arti, al professore Prato, al professore Brosci. Abbiamo fatto un'etichetta che oggi già è conosciuta in tutta Italia, perché abbiamo già le prime ordinazioni. Carino, La Brescia, Brindisi, Firenze hanno già chiesto il nostro amaro. Il nome dell'etichetta è dedicata a Pasquale Di Lorenzo, col quale io ho lavorato fianco a fianco. Io ero un giovanissimo, 19 anni li ho fatti in servizio assieme a lui. Era un simbolo per la giustizia per noi, non si tirava mai indietro per la difesa del personale. Quel momento non vi dico i nomi dei personaggi che avevamo a San Vito, però vi lascio immaginare, tu sei anziana del lavoro che fai, ricorderai sicuramente gli omicidi davanti San Vito, gli omicidi nella via San Vito. Avevamo tutta gente di un certo valore e lui teneva i remi di quella barca. Non potevo non farlo, dedicata a lui. Il mio eroe nasce da come lo chiamavo io nel mio orologio ho scritto il mio eroe. Era un atto dovuto, è un progetto ambizioso. Oggi siamo sul palcoscenico nazionale, capite voi che è un'etichetta nostra, prodotta dall'ente. Non ho dovuto chiedere nessuna autorizzazione, solo ne ho discusso con i direttori, ma perché li ho portati a conoscenza che l'ente di assistenza di Agrigento avrebbe prodotto l'amaro Il mio eroe. Abbiamo già la distribuzione in atto, lo vendiamo negli spacci di tutta Italia. È un grande progetto che può solo crescere. Grazie Giuseppe Di Rosa, noi
chiudiamo immediatamente perché veramente siamo andati al di là dei tempi concessi. Ringraziamo Francesco Pira, sociologo docente universitario, Gabriella Battaglia, assessore comunale ai lavori pubblici, Angelo Collura, vice governatore distrettuale dell'Aions, Lenia Capodisci, presidente di Federconsumatori, Giuseppe Di Rosa, ispettore nazionale dell'ente di assistenza al personale del Ministero di Grazia e Giustizia. E ancora tanti auguri di un fulgido futuro a Chiara Rizzo. Grazie per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alle prossime puntate di Target.